Va bene, cerco di andare avanti con questo sistema, allora, se per voi è lo stesso, insomma. Va Allora, bene, va bene. intanto, mi scuso subito per magari per le banalità che dirò, nel senso che ho visto che tra la platea degli auditori ci sono diversi colleghi anche che si occupano, come me, del sistema, delle aree protette regionali. Perché è un sistema complesso nel quale appunto ci sono più professionalità e più enti, più strutture che se ne occupano, oltre ai colleghi forestali che ho visto essere comunque iscritti al corso. Il tema che mi è stato assegnato riguarda la gestione dei parchi regionali. Quindi con questo tema subito mi sono confrontato nel pensare cosa potevo dire e come introdurre questo tema appunto complesso, perché la gestione dei parchi può essere intesa come rapporti che intercorrono tra gli enti strumentali, che sono appunto i soggetti che gestiscono i parchi regionali, e la Regione del Veneto, che è l'ente che coordina questo tipo di attività. Infatti, con la struttura a cui appartengo, che è l'Unità Organizzativa e Strategia Regionale della Biodiversità dei Parchi, che da un po' di anni fa parte della direzione turismo, si occupa appunto di questa attività di coordinamento che riguarda tutela e valorizzazione dei parchi, ma anche delle altre aree protette. Poi il tema invece poteva essere, e anche in questo ho cercato di dare poi un contributo, la gestione nei parchi, ovvero sia degli enti strumentali all'interno del territorio dei parchi, che magari è anche più interessante. Mi sono posto appunto questi quesiti interni e avrei strutturato appunto il mio intervento, una parte iniziale che va un po' a tracciare e a identificare quali sono e quanti sono questi parchi e queste aree protette, chi sono gli enti gestori, con che risorse gestiscono e come gestiscono il territorio. E la legislazione di riferimento per quanto riguarda le parchi e le riserve, che sono definite appunto dalla legge quadro come Dottor aree Osti, naturali protette. dottor De Osti, Sì, scusi se la interrompo, però dovrebbe sì, uscire dalla modalità presentazione perché come la relatrice precedente... Ok, perfetto. ho capito, così mi vedete. Esatto. Benissimo. Allora, come vi stavo dicendo, le aree protette, parchi e le riserve hanno come legislazione di riferimento a livello nazionale la legge quadro, la 394, che è appunto del 91, legge abbastanza datata, ma è sempre quella la legge di riferimento statale per quanto riguarda appunto le aree protette. A livello regionale ce n'è una ancora del precedente, che è la legge 40 dell'84, che è quella che dettava nuove norme, ormai non sono più nuove perché siamo a circa 40 anni dalla promulgazione di questa legge, e infatti c'è stata la necessità più recentemente, nel 2018 con la legge numero 23, di novellare, di aggiornare questa norma regionale, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti che sono quelli della governance, quindi proprio come i parchi regionali si organizzano per tutelare e per valorizzare l'ambiente. Legislazioni di riferimento in questo settore sono poi le singole leggi istitutive con le quali sono stati istituiti parchi e enti parco regionale. Per darvi subito un quadro di che numeri stiamo parlando, nel territorio del Veneto abbiamo un parco nazionale, che è il Parco delle Dolomiti Bellunesi, 5 parchi regionali, che poi andrò a nominare man mano che andremo avanti con la presentazione, 14 riserve naturali statali, che si vanno a collocare già in parte, alcune all'interno del Parco Nazionale, altre sono esterne. Abbiamo poi 6 riserve naturali regionali e ho inserito in questo ambito anche le zone umide internazionali Ramsar. Qui non è altro che una tabella che le va a elencare e mi permette solamente di elencare i 5 parchi regionali, ovvero sia il parco regionale del Delta del Po, quello dei Colli Ugani, la Lessinia, il Sile e le Dolomiti d'Ampezzo. Per quanto riguarda le 6 riserve naturali regionali, sono appunto quelle che vedete elencate qui, dal Gardesano orientale, le Selva Pezzi, Piaglialonga e Millefret, Pian di Landro, Baldassare, queste 2 sono all'interno dell'area del Cansiglio, Bocche del Po chiaramente nell'area del Delta e Bosco Nordia sempre nell'area Delta del Po, Chioggia.
Oltre appunto ai parchi e alle riserve naturali, esistono altre aree protette anche con diversa tutela, certamente. Sono tutte quelle aree ad elevata naturalità che vanno a costruire quella che viene definita la rete ecologica regionale. È un sistema appunto composto dalle aree protette nazionali e regionali, come abbiamo visto prima, e, eh, parchi e riserve sia nazionali che regionali, zone umide internazionali, rete Natura 2000, che è una sorta di mantello che va a coprire in sostanza tutte queste aree, e poi vedremo quale normativa la va a reggere, corridoi ecologici, cavità naturali, aree che rientrano negli strumenti di pianificazione, PTRC, strumenti comunali, PATI, i parchi di interesse locale, che poi vedremo essere dei parchi previsti sempre dalla normativa regionale, ma però gestiti direttamente dagli enti locali, le foreste demaniali e aree naturali che rientrano nel patrimonio dell'umanità UNESCO, sia esso patrimonio dell'umanità come diciamo sezione naturale, sia come programma MAB. Rete Natura 2000 è praticamente una rete di aree ad elevata naturalità che è stata costituita a livello comunitario, nazionale e regionale su indicazione, anzi sulla base di 2 direttive che sono comunitarie, appunto direttiva Habitat e direttiva Uccelli, che hanno appunto lo scopo, questa rete, di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna minacciati, rari o a livello comunitario. Questi siti di interesse comunitario sono stati poi trasformati, diciamo, recentemente in zone speciali di conservazione a seguito dell'approvazione da parte delle singole regioni italiane e anche di Regione Veneto delle misure di conservazione. Qui solo 2 numeri, tanto per darvi alcuni elementi, 417.000 ettari circa in territorio veneto, che vanno nelle varie forme o come ZSC, direttiva Habitat, o come ZPS, derivanti da direttiva Uccelli, a sovrapporsi in vario modo, ma in sostanza rappresentano circa il 22,5-23% del territorio veneto. Oltre a queste c'è stato recentemente istituito al largo del Delta del Po, in area con termine e in continuità con la parte emiliana, un SIC marino di circa 225 km² a tutela di 2 specie particolari che sono la tartaruga marina e il delfino il torsiope. Qui è una divisione per provincia, ma qui vado veloce perché so già che alla fine non avremo più tempo. Quali sono le regole principali che vanno, diciamo così, a regolare Natura 2000 per quanto riguarda il Veneto? Sono fondamentalmente 2 delibere, una del 2016 e una del 2021, con caratteristiche diverse. Quella 786 del 2016, e ha avuto successive modificazioni ma molto contenute, è quella delibera che ha approvato le misure di conservazione, che sono tutte quelle misure diciamo costruite in divieti, obblighi e buone prassi che vanno a determinare anche una gestione attiva di tutti i siti in Natura 2000. Proprio a seguito dell'emanazione e dell'approvazione di queste misure di conservazione ci sono stati 3 decreti ministeriali che hanno appunto trasformato i siti di interesse comunitario in zone speciali di conservazione, cioè sono zone della rete che fino in quel momento non avevano una normativa particolare se non la necessità per le attività di progettazione di essere sottoposte a una valutazione di incidenza ambientale. Da questo momento le regole che vanno a determinarne una gestione attiva o anche passiva nel caso di obblighi e divieti sono state appunto le misure di conservazione. Per quanto riguarda le ZPS, che sono sottoposte o sovrapposte in varia misura alle ZSC, stiamo definendo attualmente le misure di conservazione che sono in fase di elaborazione. Entro il prossimo anno, metà del 2023, dovremo avere le misure di conservazione anche per le ZPS, avendo in questo modo completato le regole per tutta Natura 2000. Ci sarà poi da fare tutta un'attività che pian piano sta già accadendo per l'integrazione della normativa delle misure di conservazione a livello di tutte i piani, diciamo così, che vanno a normare
la parte ambientale ma anche territoriale, dai piani ambientali dei parchi ai PAT, ai PATI e anche alla pianificazione forestale. Una seconda delibera invece che ritengo molto importante è la 82 del 2021 che ha approvato il PAF, che non è altro che un quadro di azioni prioritarie per Natura 2000 che va a definire per singolo habitat e per singola specie quali sono le azioni prioritarie per consentire a livello globale di rete regionale in questo caso la conservazione o della specie o di quell'habitat, definendo anche possibili fonti di finanziamento. Fanno sempre parte della rete ecologica le foreste demaniali, le vedete qui, sono 9. Naturalmente, come vi dicevo prima, Natura 2000 viene calata quasi complessivamente su tutte queste aree che sono sempre incluse nella rete, ma che hanno delle determinate caratteristiche di gestione e che vedremo poi successivamente. Sempre nella rete ecologica regionale vanno a ricadere quelli che sono, essere inclusi più che altro, i parchi regionali di interesse locale. Sono previsti, come vi dicevo, sempre dalla legge quadro del 1984 regionale e l'articolo 27 è quello che le norma, ovvero sia dà la possibilità agli enti locali, lo vedete è un articolo anche datato perché fa ancora riferimento a province e comunità montane, sono subentrati poi unioni montane e città metropolitane, comunque la sostanza è dà la possibilità agli enti locali di istituire all'interno del proprio territorio, qualora sia un territorio che ha delle peculiarità naturalistiche e ciò non contrasti con gli strumenti di pianificazione regionale quali PTRC, dei parchi appunto di interesse locale. Sono stati formalmente circa una trentina, istituiti circa una trentina di parchi, abbiamo anche al momento al vaglio delle richieste da parte di amministrazioni comunali di istituirne di nuovi e la cosa importante da dire è che questi sono istituiti e gestiti per azione volontaria delle amministrazioni locali, quindi con un coinvolgimento preventivo della popolazione, delle associazioni e dei portatori di interesse locali. Fanno parte sempre della rete ecologica, e in questa l'ho inserite, anche i siti UNESCO. In Veneto abbiamo 9 siti che fanno parte della lista patrimonio mondiale, ne abbiamo 2 del patrimonio culturale immateriale e recentemente, più recenti, anche 3 riserve della biosfera dell'UNESCO che fanno appunto capo al programma MAB. Questo programma ha avuto un rinnovato interesse a livello regionale e in questi ultimi anni appunto in Veneto sono stati riconosciuti 3 siti, il Delta del Po che per la parte veneta come coordinatore del Parco Naturale Regionale del Delta, il Po Grande che è un'area più interna e che come vedete coinvolge alcuni comuni come Bergantino, Calto, Castelmassa eccetera e dove il coordinatore è l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e il Monte Grappa, l'ultimo, che ha come coordinatore l'IPA Terre di Asolo Montegrappa. Sempre recentemente, nel 2021, con la DGR che vedete 1627, sono stati finanziati altri 7 percorsi di candidatura, di cui 2 proprio del MAB, uno che coinvolge direttamente il Parco regionale Colli Euganei e l'altro un'area del Monte Baldo con alcuni comuni che tra l'altro hanno trovato sponda da un lato per un'azione comune con il Trentino e dall'altro anche con Regione Lombardia. E tutto questo excursus per dirvi che il concetto della rete ecologica regionale assume ancora più importanza se saliamo e facciamo alcuni ragionamenti rispetto alla strategia europea per la biodiversità 2030, che ha posto tra i suoi obiettivi alcuni traguardi importanti, ovvero quello di raggiungere il fatto che il 30% del territorio terrestre e marino, quindi a livello italiano regionale, se lo caliamo, deve essere coperto o sia coperto da aree protette e il 10% sempre del territorio dovrebbe avere aree rigorosamente protette. Questo vi fa capire come la necessità di mantenere ed integrare quello che è appunto la rete ecologica diventa fondamentale anche per rispettare quella che sarà una strategia nazionale che per il momento è in corso di definizione e a cui la strategia regionale, anch'essa in corso di costruzione perché si va in modo sinergico a rapportare con quella nazionale,
dovrà prevedere e implementare la rete. I requisiti per queste aree, per poter essere incluse all'interno delle aree ad elevata naturalità e contribuire al raggiungimento di questo 30%, sono appunto questo, di essere istituiti in base a un atto giuridico amministrativo nazionale o internazionale o da un accordo contrattuale, essere chiaramente identificati i valori da proteggere, essere chiaramente identificati obiettivi e misure di conservazione, devono essere attuati una gestione e un monitoraggio efficaci della biodiversità presente nel sito. Quindi queste sono caratteristiche che vengono date come, diciamo, delle linee guida per considerare e inserire queste aree all'interno di questa rete, e sono caratteristiche che quegli elementi della rete ecologica che vi dicevo prima hanno. Abbiamo avviato recentemente proprio una ricognizione di queste aree per poter vedere a che punto è Regione del Veneto e come si potrebbe muovere in futuro per poter diciamo, integrare la rete. Passando poi a quali sono gli enti gestori, perché è questo poi il concetto, no? Abbiamo queste aree nella rete, ma effettivamente chi sono gli enti gestori? Beh, chiaramente per il Parco Nazionale c'è una legge istitutiva e prevede che sia l'ente Parco Nazionale. Allo stesso modo, parchi regionali sono gestiti dagli enti parco, previsti dalle singole leggi istitutive, ma sono stati recentemente, diciamo così, rivisti nella loro governance a seguito della legge 23/2018, che ha previsto nuovi organi per consolidare, diciamo così, una gestione pluriennale che negli anni precedenti era un po' venuta a mancare. Ci sono poi le riserve dello Stato, gestite dal Corpo Forestale dello Stato, prima, ora Carabinieri Forestali, le riserve regionali e le foreste demaniali, che vi dicevo prima, gestite da Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, comunque Veneto Agricoltura tanto per essere più concreti negli acronimi, i parchi di interesse locale, che sono appunto gestiti dagli enti locali, le zone speciali di conservazione e rete Natura 2000, gestite da alcuni enti gestori e da Regione di Veneto, dove essi non sono individuati. Naturalmente la gestione dei siti di Natura 2000 viene fatta rispetto alla verifica e ai rapporti rispetto al fatto che devono essere verificate l'osservanza delle misure di conservazione e quello che è lo stato di conservazione previsto per quei determinati siti. Quindi c'è un'azione diretta sì da una parte, ma anche una gestione di controllo dall'altra. Poi ci sono i siti UNESCO del MAB, soprattutto, come dicevo prima, che rientrano in questa parte della rete ecologica, che sono gestiti da soggetti vari, l'autorità di bacino, il parco o l'IPA Terre di Asolo, come abbiamo visto per il Monte Grappa. Quali sono le fonti di finanziamento che permettono una gestione attiva di questi parchi? Abbiamo dei fondi regionali, cioè ci sono dei capitoli di bilancio della Regione Veneto dedicati ad attività che i parchi possono fare all'interno appunto dei loro territori. Sono stati utilizzati in passato dei FESR, praticamente col PORGRO, dell'annate 2007-2013, rispetto appunto a interventi diretti sulle aree protette e anche per imprese che si occupate nel settore naturalistico dell'educazione ambientale. Lo stesso per l'annata invece 2014-2020, che sono state finanziate solamente nuove imprese, nuove start-up, e viene utilizzata per alcuni aspetti il programma di sviluppo rurale, misura 20, l'assistenza tecnica, per quanto riguarda ad esempio l'aggiornamento della cartografia degli habitat, oppure per la redazione proprio delle misure di conservazione, quindi uno strumento poi di gestione che permette una gestione attiva di questi siti. Il PARFC, Fondo Nazionale, per interventi diretti sul territorio, progetti europei, soprattutto per quanto ci riguarda il programma LIFE ed Interreg, e il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al fondo complementare per alcuni interventi sul territorio che stiamo facendo nell'area del Delta del Po, in accordo, anzi in collaborazione, anzi in cabina di regia è il termine più corretto, anche con Emilia Romagna, che ha una parte di finanziamenti per fare, diciamo così, un'attività univoca appunto all'interno del Delta del Po. Quali azioni nella gestione da parte dei parchi? Veniamo un po' anche alla parte più importante dell'intervento. Allora, ci sono chiaramente delle azioni di tipo
indiretto, diciamo, sul territorio, ma altrettanto importanti, che sono quelle che riguardano gli aspetti autorizzativi. Tutti gli enti parco regionali possono svolgere delle funzioni di autorizzazione paesaggistica e dal 2018 con la nuova legge, con la 23, c'è proprio un comma dell'articolo 2 che prevede che gli enti parco possano, diciamo così, avvalersi reciprocamente tramite gli accordi anche con i comuni per diventare soggetto che si occupa di autorizzazione paesaggistica, naturalmente qualora questi siano ritenuti idonei a fare questo tipo di attività, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 45 ter della legge 11, che sicuramente avrete affrontato durante il corso appunto, dove i colleghi della pianificazione hanno questo elenco e verificano appunto l'idoneità a poter fare questo tipo di attività, ma anche gli aspetti autorizzativi legati al nulla osta cosiddetto ambientale, cioè la verifica da parte dell'ente parco su ogni progetto che viene presentato all'interno dell'area stessa rispetto alle funzioni assegnate con le singole leggi, ma anche alle norme tecniche dei singoli piani ambientali. Molte volte l'ente parco si affida, perché è previsto anche dalla legge istitutiva stessa, a delle commissioni tecniche di esperti che valutano i progetti, formano il loro parere prima del rilascio dell'autorizzazione un'autorizzazione unica, in sostanza da parte dell'ente parco. Quali azioni invece dirette svolgono i parchi all'interno dei loro territori? Le ho suddivise come attività promozionali e interventi proprio sul territorio. Però c'è da fare una piccola premessa, cioè la situazione che noi abbiamo nei parchi regionali sono situazioni dal punto di vista ecologico, naturalistico, molto diverse e peculiari, perché partiamo dal Parco Dolomiti da un pezzo, un parco alpino, volto alla tutela ambientale perché le aree appunto che rientrano nel parco sono tutte aree ad elevata ed estrema naturalità, che però soffrono anche di alcuni aspetti di overtourism, concetto che viene molto spesso ribadito in questo ultimo tempo, ma che effettivamente per questo parco e in parte anche per il parco Sile è molto presente. Infatti molti degli interventi, anzi alcuni degli interventi che vengono fatti dal parco sono proprio quelli di cercare di incanalare i turisti in alcune aree e su alcuni percorsi ben stabiliti, perché il sovraffollamento va a interferire negativamente con quelli che è l'assetto naturale invece del territorio del parco. Abbiamo altri territori che hanno invece una necessità di promozione e dove il turismo, se ce ne fosse di più, sarebbe un elemento qualificante, un elemento anche importante per l'economia del territorio. Mi riferisco ad esempio al Delta del Po, che magari ha un territorio molto vasto, ha una pressione antropica limitata, ma che quella popolazione che comunque ci vive avrebbe necessità di integrare il proprio reddito con un'attività di turismo lento, turismo sostenibile, e da qui anche il finanziamento PNR e PNC che è arrivato. Abbiamo parchi che si sviluppano lungo l'asta del fiume, come è il Parco del Sile, un parco molto stretto e dove c'è una elevata presenza di popolazione, con territorio molto limitato, quindi una forte pressione. Abbiamo parchi come la Lessinia è un altro parco dove diciamo, l'aspetto naturale è preponderante rispetto alla presenza umana. Sono territori che coinvolgono gli alti pascoli, quindi una presenza sì, però di attività umana legata all'agricoltura, ma anch'essa con un turismo ancora gestibile. Il Parco di Colli Ugani invece, che è un parco anch'esso con la presenza di Padova vicina, ma anche con popolazione e borghi che vivono all'interno, che comunque deve trovare un equilibrio tra quella che è la promozione e la valorizzazione del territorio, ma anche la convivenza e il mantenimento di importanti aspetti naturalistici che ci sono in quel parco.
L'esempio di un percorso virtuoso è ad esempio quello del MAB, che sta anche diciamo, percorrendo appunto il Parco dei Colli Euganei, dove con il piano di azione si sta proprio cercando di trovare un equilibrio tra la presenza umana e la presenza di territorio ad elevata naturalità, con una gestione attiva da una parte, un'attività comunque economica importante sia del primario, ma anche della parte turistica. E qui alla fine dell'intervento adesso ho portato alcuni esempi, tanto per farci capire di quali tipo di attività stiamo parlando nella gestione da parte dei parchi. Qui ci troviamo ad esempio nel Parco Naturale Regionale dei Dolomiti di Ampezzo, dove dicevo problemi sono l'overtourism, però sono problemi anche di sicurezza. Bisogna portare i turisti che frequentano naturalmente quelle aree a percorrere sentieri ben stabiliti e portarli anche in sicurezza, per cui molti interventi che ci vengono proposti e vengono finanziati dalla Regione riguardano appunto questo aspetto. Qui naturalmente un passaggio abbastanza particolare, dove la sicurezza e la messa in opera di un cordino per facilitare il transito diventa elemento fondamentale. Qui ci troviamo sempre nel Parco Dolomiti d'Ampezzo. Qui siamo, per chi conosce, nella parte alta dei laghi di Foses. Qui per dire che l'intervento di incanalamento del flusso turistico diventa fondamentale. Ci troviamo in un ambito di torbiera dove l'equilibrio ecologico e l'equilibrio naturalistico è abbastanza precario. Siamo sopra i 2000 metri. Abbiamo questa vegetazione di torbiera che è molto sensibile al calpestio, per cui era stato fatto un primo intervento attraverso la messa in opera di questa diciamo di questo alveolare non molto bello dal punto di vista paesaggistico, difatti, e neanche molto funzionale, e per cui l'intervento ora sarà quello di asportare questo materiale alveolare di plastica e realizzare un percorso in materiale ligneo sopraelevato che ha una duplice funzione, quella diciamo appunto di segnare bene il percorso, ma anche quello di lasciare una continuità ecologica del prato sottostante, perché viene sopraelevato rispetto alla parte prativa. Questo primo intervento naturalmente era stato fatto a suo tempo perché le risorse non c'erano per fare un altro tipo di lavoro, e anche perché, essendo a quote molto elevate e molto lontane dalla viabilità, l'apporto di materiale per costruire percorsi di tipo diverso diventa molto complicato. Alla fine si usa l'elicottero, quindi immaginate voi i costi. Qua un altro esempio, tanto per farvi capire la tipologia di fondi utilizzati. Qui con fondi FESR tra il 2007 e il 2013, intervento che si era ultimato poi nel 2014-2015, la riqualificazione di una casa cantoniera verso il Falzarego, per chi conosce l'area, che è diventata un ostello centro, punto di ristorazione per il parco. Qui ci troviamo invece nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. Quest'anno con fondi regionali è stata finanziata un'attività che riguarda la rimozione di questi vecchi impianti di risalita, ski lift e manufatti, come vedete in calcestruzzo, interventi funzionali sia all'aspetto di ricostruzione paesaggistica, ma anche funzionali nel ripristino di quello che è il cotico erboso e la naturalità di quei luoghi. Ci troviamo infatti dal punto di vista anche naturalistico di fronte a dei prati magri, tutelati come habitat appunto dalla normativa sulle aree protette e in particolar modo su Natura 2000. Parco Delta del Po mi è piaciuto mettere questa foto per portare un esempio, secondo me, che potrebbe diventare molto virtuoso, di valorizzazione e promozione di un territorio. Questa imbarcazione che vedete in fase di restauro è l'imbarcazione cattolica, è stata prima imbarcazione chiamata e riconosciuta col termine goletta verde, utilizzata appunto da Lega Ambiente nelle proprie campagne di monitoraggio
dei mari. È un'imbarcazione del 1924 che ha avuto vari utilizzi, solo l'ultimo è stato quello di imbarcazione con scopi, diciamo, di monitoraggio naturalistico. È stata anche durante la guerra un'imbarcazione utilizzata per portare munizioni. Era praticamente in fase di disfacimento quasi, grazie a un protocollo d'intesa tra Regione, Lega Ambiente, Ministero, Fondazione Cariparo, Parco e Università. Sta per essere ultimato diciamo, il restauro e dovrebbe entro il prossima primavera essere messa in acqua e diventerà una sorta di hub galleggiante per la biodiversità, utilizzata da una parte come educazione ambientale, da parte di tutte le scolaresche di ordine e grado, da parte dell'università come punto d'appoggio per alcuni monitoraggi, sia nel SIC marino che vi dicevo prima, sia anche utilizzata in progetti come buona prassi e come azioni pilota all'interno di progetti comunitari tipo un Interreg che stiamo costruendo, perché diventerà elemento che andrà a congiungere vari porti della costa, da quella veneta a quella friulana a quella slovena, per portare appunto momenti di educazione ambientale sia rivolta diciamo ad aspetti legati a monitoraggi naturalistici, ma anche per il mondo della pesca. Interventi invece più di tipo naturalistico diretto svolti dal parco, questi sono solo alcuni esempi naturalmente. Parco Delta del Po, un aspetto importante è quello legato alla vivificazione delle lagune. Le lagune, e qui vedete, ho portato questa foto anche perché è d'attualità, visto che sono le cronache tutti i ragionamenti fatti per una possibile nuova trivellazione per scopi energetici. Vedete quell'edificio in fondo era un edificio che era una vecchia magazzino per risaia, e qui si nota appunto il fenomeno della subsidenza. Sono aree che sono state appunto si sono abbassate sul livello medio del mare. Infatti il fiume Po qui è un fiume pensile perché si trova 2 o 3 metri sopra il livello di queste lagune, e sono habitat 1150, quindi habitat naturali molto importanti, nel quali però va a essere anche condivisa l'attività di allevamento della vongola in sostanza, no? Quindi molte attività che vengono fatte qui sono proprio per scavare dei canali lagunari sublagunari che permettano lo scambio tra acque dolci e acque salate, consentendo in questo modo da una parte l'allevamento, diciamo la venericoltura, dall'altra anche il mantenimento dell'habitat Natura 2000. Questi interventi vengono fatti con fondi comunitari, ma anche con fondi regionali o nazionali da parte del parco. Per quanto riguarda il Parco regionale Colli Euganei, ho portato un altro esempio di intervento, diciamo, diretto. Allora, localmente sui colli ci sono degli habitat importantissimi, degli habitat prattivi che sono il 6510, insomma, sono delle praterie magre. Queste praterie magre, pian piano, con l'abbandono dell'attività agricola marginale, perché qui appunto si trattava di prati o di pascoli molto leggeri, sono interessati da fenomeni di rimboschimento che sono naturali da un certo punto di vista, ma vanno però a essere in contrasto con quella che è la presenza dell'habitat tutelato dalla normativa comunitaria e che conserva in sé la presenza di un corredo floristico molto importante. Quindi quando si parla di biodiversità, in questo caso l'elemento prativo ha un'importanza fondamentale, perché è ridotta ormai a pochi ettari di superficie, che però se vengono e non viene attuata una gestione attiva vanno a scomparire totalmente a beneficio dell'aumento della superficie forestale, ma banalizzando, scusatemi il termine, un po' il corredo floristico di queste aree. Qui è una prima fase, come vedete, di abbandono e colonizzazione. Quella che vedevamo in precedenza già era una avanzata fase di colonizzazione da parte delle specie arboree ed arbustive. Per cui si cerca di attuare degli interventi diretti con taglio della vegetazione, appunto arborea e arbustiva, con l'eliminazione della ramaglia attraverso questi macchinari che vedete, questa cippatura,
che viene fatta però su un telo e da sportata completamente dai luoghi, perché sono luoghi, sono formazioni vegetali talmente delicate che anche l'apporto di sostanza organica, diciamo derivante dallo sminuzzamento delle ramaglie, andrebbe a compromettere una ricolonizzazione delle piante vegetali erbacee diversa da quella che sarebbe quella naturale. Pertanto l'equilibrio proprio di questi ambienti e di questi habitat è molto fragile, quindi bisogna intervenire. Qui sono gli operai di Veneto Agricoltura che stanno intervenendo per conto del parco con elevata professionalità, e ci vogliono una direzione lavori in un'attenzione molto molto particolare, per poi riproporre, riportare a una situazione come questa. In primo piano vedete appunto un vegro, un prato arido dei Colli Ugani, e come vedete un inserimento perfetto in equilibrio con la parte, diciamo, agricola e coltivata che vedete nella parte opposta del versante. Fiume Sile, solo una considerazione, Fiume Sile vedete un parco anch'esso molto abitato, frequentato, anch'esso in alcuni punti di problemi di sovraffollamento, e anche qui molti interventi che fa il parco sono quelli di cercare di incanalare questi flussi turistici con percorsi ben stabiliti, percorsi che poi necessitano di una gestione attiva e di una manutenzione continua che effettivamente richiedono molte risorse, e gran parte delle risorse che trasferiamo sono appunto destinate a fare questo tipo di attività manutentiva. Il parco del Fiume Sile quest'anno ha presentato anche un ulteriore progetto di finanziamento che riguarda l'acquisto di un'area proprio nell'area dei risorgive del fiume, che ha un taglio molto più naturalistico. Infatti quest'area di torbiera è fondamentale perché appunto si va a collocare in immediata vicinanza delle porle risorgive, e su questa area poi il parco farà anche delle azioni di recupero. Scusate. Alcuni altri esempi: qui abbiamo un parco di interesse locale invece che ha usufruito di finanziamenti del PAR FSC per realizzare questo intervento, che è una porta del parco per i visitatori che appunto poi vanno a fruire, per chi conosce, i serai di Sottogura. Qui siamo in Valmontina, era solo per portare un altro esempio, dove sinergia tra la Casera Valmontina, che era un edificio che aveva bisogno di una forte manutenzione, e il Parco Regina Margherita, che invece era un parco interesse locale del comune di Perarolo di Cadore, che si sono, diciamo così, connessi con due interventi separati ma che avevano sinergia, ovvero sia la visitazione da parte della zona del Parco Regina Margherita con la Valmontina. Siamo in un'area non molto frequentata qui, perché siamo su un punto proprio di passaggio dalla pedemontana verso le aree dolomitiche, quindi molte volte queste aree sono sconosciute, e in questo caso qui con questo intervento si vuole anche portare un turismo consapevole in questa area minore da un certo punto di vista, ma che presenta anch'essa elevati standard di naturalità. Intervento del Parco Nazionale, invece qui con fondi sempre nazionali, però gestiti dalla Regione del Veneto, ha effettuato un intervento per realizzare un sistema sperimentale di protezione della fauna selvatica lungo un'arteria che porta dal Bellunese verso l'Agordino, in quanto qui si tratta proprio di un punto di attraversamento della fauna selvatica che diventa pericoloso sia per la fauna ma anche per chi transita su questa strada. Con questo sistema appunto di sperimentale si è cercato di limitare, perché è impossibile azzerare quelli che sono gli incidenti stradali, ma perlomeno di limitare quelli che sono le interferenze tra la fauna e chi transita su queste strade a alta percorrenza. Veneto Agricoltura, siamo in Piancansiglio, qui un altro intervento che ha utilizzato dei fondi nazionali per il recupero dell'hangar, che è diventato un'aula e un punto congressi importante in Cansiglio. Come vedete un recupero del vecchio hangar militare, e poi allestito internamente proprio con legname di faggio proveniente dai boschi del Cansiglio. Altre fonti di finanziamento che avete visto prima che consentono una gestione attiva sono i progetti LIFE,
Qui è solo portato come esempio il progetto Sea Life fatto dal Parco del Fiume Sile, intervenendo su degli habitat ripariali contro la frammentazione ecologica che è presente appunto lungo il corso del fiume, azioni anche qui rivolte anche alla lotta alle alieni invasive e altri interventi. Però ho portato questo esempio per farvi capire che il tipo di risorse che possono essere utilizzate sono di natura diversa. Life Redun è un altro live fatto con lead partner l'Università di Venezia, nel quale siamo intervenuti su habitat costieri, diciamo, e sulle dune, anch'esso quindi fondi utilizzati direttamente per la gestione di questi tipi di habitat in diverse aree della costa. Altre fonti di finanziamento sono quelle Interreg. In questo caso qui è un progetto EcoSmart che sta per essere completato quest'anno, è uno studio sui servizi ecosistemici, per poi completare con la carrellata di fondi disponibili per attività gestionali che è il PNR, anzi nel caso del Delta del Po si tratta del PNC, cioè del fondo complementare al PNR, che consentirà di fare interventi sull'attrattività turistica del parco, ma legati sempre a una fruizione lenta e sostenibile. Infatti le risorse verranno utilizzate dal parco per creare una connessione tra i sistemi di visitazione che sono sostenibili, ovvero sia la bicicletta e la barca, creando un collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie che interessano il territorio, all'acquisto con infrastrutture venete di materiale rotabile che consenta il trasporto di turisti con la bicicletta, con la realizzazione di pontili lungo i corsi d'acqua che consentano sempre gli stessi attraverso il sistema bici, ferrovia e barca di visitare il territorio, con poi due progetti molto specifici, uno che riguarderà la realizzazione di un centro per la biodiversità per le specie faunistiche e un altro che riguarderà più aspetti di natura archeologica e percorsi legati a questo tipo di fruizione. Io spero di avervi dato una carrellata perlomeno e avervi fatto un quadro generale su quali possono essere e quali sono le attività che i parchi svolgono. Mi rendo conto che il tema è molto ampio e alcune sfaccettature avrebbero necessitato di approfondimenti e quindi di più tempo, però spero di avervi perlomeno dato un quadro generale che poi, se volete, sono sempre disposto ad approfondire anche con un contatto diretto. Grazie.